È un risultato, quello elettorale, sinceramente non atteso nella cifra finale delle preferenze. È un risultato che incoraggia, dà fiducia per l'operato dei prossimi 5 anni, e d'altra parte impegna e dà responsabilità. È stata una consultazione elettorale, secondo me, pulita. Non ci sono stati scivoloni da parte di nessuno in termini di polemiche, e quindi alla fine diciamo che c'è una composizione di un consiglio comunale molto rinnovato rispetto a 5 anni fa, e confido che si possa lavorare tutti per il bene di Colle Umberto, maggioranza e opposizione, minoranza. Tutti abbiamo speso parole nell'interesse del bene comune nel corso delle consultazioni elettorali, quindi confido che tutti quanti faremo memoria anzi non ho dubbi che questo accadrà per i prossimi 5 anni. Cosa fare nei prossimi 100 giorni? Come avevo già detto, abbiamo un'opera che è l'opera più importante degli ultimi anni, che è l'adeguamento sismico ed energetico della scuola media, una scuola che ormai ha una cinquantina d'anni e che necessitava di un intervento poderoso. Abbiamo recuperato le risorse necessarie mediante finanziamenti regionali e statali, e proprio di questi giorni c'è in corso la gara d'appalto per l'affidamento. Avevamo approvato il progetto esecutivo proprio con l'ultimo atto della Giunta prima delle elezioni. C'è anche il lavoro, quello dell'adeguamento sismico della palestra, che è in corso, quindi diciamo che il 2024 sarà fortemente caratterizzato da queste due opere, che complessivamente hanno un montante finale di oltre 3 milioni e mezzo di euro, quindi è una cifra importante per il nostro comune. Che cosa si aspetta da questi 5 anni? Quali sono le sue aspettative? Cosa mi aspetto? Sono, come dire, reduce da 5 anni assolutamente particolari, diciamo così, di amministrazione, quindi non faccio previsioni per il futuro. Io spero di riuscire a programmare in maniera più compiuta quella che è l'azione amministrativa di mandato per i prossimi 5 anni, ma vuol dire, siamo pronti a far fronte a qualsiasi tipo di esigenza e necessità dovesse presentarsi per i nostri cittadini.